Femmine di 4 anni sul miglio, sono 7 dietro l'autostart, 1 Canadian Kronos, 2 Certezza Grimm, 3 Cardenas Baba, 4 Cheyenne Selva, 5 Corina Jet, 6 Camilla Bass, seconda linea 7 Cornelia OP, netti i favori del pronostico per Canadian Kronos, numero 1 Federico Esposito, quinta nel Continentale Filli. Alternative principali Cornelia OP, Certezza Grimm e Cheyenne Selva. Tanto ancora un centinaio di metri allo stacco. C'è l'errore di Canadian Kronos e così al comando ci va Certezza Grimm attaccata all'esterno da Cheyenne Selva che ha all'interno Cardenas Baba. Vantaggio Certezza Grimm all'attacco della piegata. Seconda posizione si accoda Cardenas Baba mentre all'esterno rimane Cheyenne Selva. Più indietro Camilla Bass, precedere Cornelia OP, mentre subito fuori corsa Canadian Kronos insiste all'esterno, Cheyenne Selva impegna severamente Certezza Grimm che ribatte e ne viene fuori un quarto in 28,6 con Certezza che continua a comandare. Seconda posizione per Cardenas Baba, accenna a spostare all'esterno ora Corina Jet dalla terza posizione in corda per anticipare Camilla Bass, segue Cornelia OP. 43,2 il passaggio ai 600, andatura molto sostenuta per il primo tratto di gara con Certezza Grimm che ha respinto Cheyenne Selva. La seconda posizione in corda per Cardenas Baba, mentre al largo c'è Corina Jet, un'ultima pariglia formata da Cornelia OP e Camilla Bass. Intanto cavalli al completamento del chilometro con la leader che lo percorre in 1:13,2, prova a riproporsi ancora Cheyenne Selva con in schiena Corina Jet, quindi Camilla Bass lungo la corda Cardenas Baba, cavalli che affrontano la curva conclusiva, 400 al palo, in vantaggio c'è sempre Certezza Grimm, Cheyenne all'esterno, alla corda Cardenas, al largo Corina Jet, siamo a metà della curva finale quando scatta Corina Jet in anticipo su Camilla Bass, cede invece Cheyenne Selva, completamento della piegata, entra ancora in vantaggio Certezza Grimm, Cardenas Baba non sa dove andare, si lancia in open stretch, mentre al centropista però ha già preso il sopravvento Corina Jet, deve vedersela con Camilla Bass, finale con Corina Jet che viene a vincere, secondo posto per Camilla Bass, mentre per il terzo forse Cheyenne Selva ancora riesce ad avere ragione delle avversarie. 1:13,4 il ragguaglio conclusivo, 30 a chiudere, primi 600 molto sostenuti che hanno permesso a Corina Jet di vincere di spunto molto bene comunque. Nando Pisacane in sediolo per conto di Paolo Romanelli e dell'allevamento Toniatti. Andiamo a rivedere il bel primo piano per questa Corina Jet che tiene a bada Camilla Bass che a sua volta finisce molto bene al suo esterno al secondo posto, mentre per il terzo l'impressione è che Cheyenne Selva riesca ancora ad aver ragione del manipolo delle avversarie che lottano per il terzo posto.